C'è chi sogna l'autonomia bellunese nella regione Dolomiti e chi la vede nel Veneto indipendente. Gli indipendentisti bellunesi scendono in piazza per rilanciare il referendum per l'indipendenza del Veneto e in un territorio completamente diverso dal resto della regione si porta avanti anche il riconoscimento di particolari autonomie per la montagna. Per gli indipendentisti, la specificità portata a casa è poca cosa, l'autonomia una concessione che Roma non darà mai e l'unica strada è Belluno autonoma in un Veneto indipendente. La specificità è un palliativo, un ottimo palliativo, quello che ha potuto fare la Regione, ma è ben lontana dall'autonomia che peraltro in questi giorni viene particolarmente decantata in giro. Noi non siamo autonomi, è autonomo chi può legiferare per sé, può decidere per il proprio destino, noi non lo possiamo fare. Ci si è provato in tutte le maniere, ma al momento di dover decidere qualsiasi forma di autonomia per i territori montani, Belluno in particolare, Roma dice inevitabilmente no. Il percorso indipendentista è l'unico percorso che porta la provincia di Belluno, la regione Dolomiti, a doversi interfacciare, a potersi interfacciare con un'entità che non sia lo Stato italiano. Idee che saranno illustrate ai cittadini domenica nel gazebo di Piazza Duomo sotto Palazzo Piloni, sede della provincia che, proprio domenica, ospiterà le elezioni provinciali di secondo grado. Voteranno solo sindaci e consiglieri comunali e anche a loro va l'appello di Indipendenza Veneta Dolomiti. Approfittiamo della convention elettorale per le elezioni provinciali per sensibilizzare tutti gli amministratori locali in primis e poi a cascata anche le persone. In questi giorni è stato aperto il conto corrente per finanziare il referendum, così che sia a costo zero per le casse pubbliche. Restano però da convincere gli scettici. La Costituzione non rappresenta un riferimento per decidere se quel quesito sia corretto o non corretto. Bisogna andare a rivolgersi a entità superiori, come può essere l'ONU, per esempio, nella Carta dei diritti dell'uomo, che prevede che il diritto all'autodeterminazione, cioè il poter dire che cosa si voglia fare del proprio territorio, del proprio destino, è un diritto che equivale a quello della vita. Quindi è un diritto inalienabile delle persone. Basta volerlo, basta organizzarsi, il referendum si fa e la risposta, molto probabilmente positiva, significa l'indipendenza del Veneto.